piace ospitare nel blog Recapita Libera un racamutese doc che ormai nelle pagine siciliane, non solo, ci dà orgoglio perché a suo nome si associa chiaramente la città che è Racamuto. È Piero Carbone, è una persona che da sempre è impegnato, ma che nell'ultimo tempo riscontra grande successo ed è vincitore di diversi premi, l'ultimo premio Martoglio 2009. E ci piace perché è una nota positiva del Paese. Piero Carbone contribuisce a dare ricchezza al Paese, ricchezza nell'immagine, attraverso i suoi versi, le cose che scrive, di grande interesse che già la critica regionale e nazionale sta mettendo alla luce le qualità di questo nostro compaesano, quindi Sciascia, Savatteri, Carbone, insieme contribuiscono a rendere bella la nostra città. Grazie per le lusinghiere parole di Sergio, a cui riconosco peraltro tanti meriti, e grazie per ospitarvi in questa sua rubrica seguitissima. E veniamo al libro. Sono grato veramente al premio Martoglio per avermi onorato con il primo premio e con la pubblicazione di questo libro, Venti di Sicilinconia. Il titolo viene da una suggestione dei versi di due poeti spagnoli, di Hierro, che scrive «Ia libre, felice come viento, libere e felice come il vento», e Rafael Alberti «Viento contra viento, io torre sin mando in medio, vento contro vento, io torre senza dominio nel mezzo». Questa impalpabilità della poesia che si va a coniugare con la Sicilia, e allora diventa scirocco, diventa tramontana e diventa vento di Sicilinconia. Ma che cos'è sta Sicilinconia? Pampine di vigna merdecata, pampine d'un arbolo caduto, tutto e niente, suggestione. E allora il problema si pone: ma a che serve la parola del poeta? La parola del poeta serve o non serve? Montale, nel discorso famoso in occasione della ricezione quando ha ricevuto il premio Nobel, ha detto che è inutile per definizione. E però, vediamo, lo giudice che fa con il valore? Condanna e assolve. Lo Parrino benedice: t'addifenne l'avvocato e montua medicine l'infermiere diplomato. Lo politico un papocchia va dicendo poi si vede. E lo poeta che fa con le parole? T'addifenne senza essere avvocato, senza essere Parrino benedice, condanna e assorbe, cororta l'infelice. Quando tu parla o siddo s'ingania, ti dice cose nivole e pare cappabia. Ecco, questa è la parola del poeta, una parola gratuita ma che deriva da una carica di autenticità, di approssimarsi alla realtà cercando non tanto di fotografarla ma di interpretarla. Ringraziamo veramente Piero Carbone, con queste parole, con questi versi ci rallegra, ma non solo, ci fa vedere quanto è ricca la nostra terra, ricca di personalità che danno lustro al nostro paese, alla nostra provincia e alla nostra Sicilia. E ripeto un concetto che ho detto in un'altra occasione: noi vogliamo esportare da Racamuto le cose belle e vogliamo che le cose negative per sempre possano restare, nel dimenticatoio e far emergere la Racamuto positiva. Quindi ringraziamo Piero Carbone e i lettori del blog Recapita Libera. Grazie dell'ospitalità.